Ecco, questo è un breve racconto di quello che è avvenuto in quegli anni, di un genocidio che gran parte delle persone non conosce. Allora noi abbiamo fatto anche una grafica nella quale riassumiamo un po' quelle che sono state le vittime delle dittature non solo in Europa. Vediamo allora se la regia ci manda, eccola qua. Allora, iniziamo, ovviamente abbiamo Mao Zedong o Mao Zedong, che dir si voglia, in Cina, al quale vengono attribuiti 78 milioni di vittime, non vittime, come dire, giustiziate, nel senso che persone che vengono fucilate o eliminate, ma anche qua ci sono contadini che vengono affamati, c'è come dire, il piano, il grande balzo in avanti che doveva portare la Cina allo stesso livello appunto dell'Unione Sovietica, e questo costa, diciamo, nel periodo dal 43 al 76 78 milioni di morti. Poi abbiamo Stalin, 23 milioni di morti. In questi ci stanno tutte le persone, sia quelle che sono state giustiziate, quelle che sono morte di stenti nei gulag, ci sono i contadini appunto dell'Ucraina che muoiono di fame. Poi abbiamo Adolf Hitler, qui abbiamo 17-20 milioni a seconda delle fonti, poi tra l'altro anche questi numeri non sono precisissimi, va specificato perché non è semplice, anche qua ci sono le vittime dell'Olocausto. Ricordiamo poi che Adolf Hitler in pratica, Ermanno, ha azzerato la popolazione della Germania, tra l'altro. Prima abbiamo parlato di 22 milioni di morti sovietici della guerra. Beh, se c'è stato un nemico della Germania è stato Adolfo Hitler, perché peggio di così non poteva ridurla. Sì. Ecco, quindi con la stupidità totale dichiarare alla fine la guerra agli Stati Uniti assieme a Mussolini, e l'abbiamo fatto sentire prima. Certo, poi abbiamo anche altri. Abbiamo un altro che brilla, diciamo, purtroppo in senso negativo in questo caso, che è Re Leopoldo II di Belgio, perché in Congo, che era un suo possedimento personale, non del Belgio, certamente, è riuscito a fare 15 milioni di morti. Ed era in odore di santità. Ecco, Re Leopoldo ancora oggi, se si va in Congo, è ricordato, e non sono tanti anni che hanno abbattuto la sua statua che c'era e quant'altro. Allora, prima abbiamo parlato, queste sono le vittime, diciamo, delle dittature o comunque di figure totalitarie che avevano, come dire, il potere di vita e di morte nei confronti delle persone, e poi ci sono anche le vittime, ne abbiamo accennato prima, le vittime della religione. E allora vediamo anche qua i numeri non sono da poco, questi qui partiamo dalle crociate, anche qui i numeri tra l'XI e il XIII secolo, i numeri diciamo non sono certi, ovviamente qui il tempo è lontano, diciamo una stima bassa, diciamo, è su 3 milioni di morti, ma potrebbero essere anche di più. Poi c'è la Santa Inquisizione. La Santa Inquisizione è stato un periodo veramente molto molto buio, dal XIII al XVIII secolo, 10 milioni di morti, era il periodo delle torture, le persone venivano torturate, bastava che uno solo accusasse una persona perché questa venisse messa sotto inquisizione, e il più delle volte anche qui c'erano degli interessi economici, no Ermanno? Sì, bastava una denuncia anche anonima, e se la persona era, diciamo, non perfettamente in regola o malvista dal clero, rischiava la tortura, e sotto tortura pochi riescono a non dire quello che gli viene suggerito. E poi avremo anche un elenco delle varie tipi di dopo magari ma poi abbiamo i conquistadores. Eccolo qua, abbiamo i conquistadores quando siamo andati quindi spagnoli, nelle Americhe, portoghesi, e siamo andati nelle Americhe, e nel giro c'è una denuncia fatta peraltro da un prelato, ma prima di diventare prelato era un conquistadores anche lui, quindi ha vissuto questo genocidio dei nativi d'America, e lui scrive, Bartolomé de las Casas, scrive una denuncia
alla regina di Spagna e dice abbiamo dimezzato la popolazione delle Americhe, che allora le Americhe non erano quelle di adesso, era un'area molto più piccola, certo. E quindi diciamo che gli spagnoli hanno inventato le foibe, perché così facevano i conquistadores per eliminare la popolazione. Certo. E questa persona, che sicuramente ha avuto il coraggio di andare contro quella che è stata l'epoca, nel suo libro dice: ma allora i nativi che sono della terra hanno diritto alla terra, non possiamo schiavizzarli. Dice: potremmo portare i negri nelle Americhe. E lì comincia la migrazione, una buona ispirazione, e la viviamo tuttora questa situazione. Certo, e poi all'ultimo posto, vabbè, ne abbiamo parlato prima, appunto, del cardinale Stepinac, diciamo, e questi 700, abbiamo messo 750.000 serbo-croati che vengono uccisi durante la seconda guerra mondiale. Ecco, questo sono solo alcuni, no, Gori? Cosa le dicono tutti questi numeri? A parte i brividi, avete fatto 2 classifiche, le top 4 religiose e non religiose, no? Quello che, leggendo i dati... Forse umana, sì, comportamento degli uomini. Esatto, la cosa che mi sorprende è che purtroppo questo incremento di uccisioni, eccetera, c'è stato più nei decenni, tra virgolette, recenti, perché si parla di 100-113 milioni in 150 anni, mentre facendo il conto prima ho sommato tra i primi 4 in classifica oltre 130 milioni in 50-60 anni. Cioè, quindi c'è un aumento di questa ipotetica voglia di potere sulla pelle degli altri, che prende sempre più piede. Prima si diceva che questa voglia di potere sempre sulla pelle, in modo diverso sugli altri, è economico, però è da qui che nasce un attimino anche la risoluzione dell'ONU, cioè da dove è una forma di risveglio delle coscienze, prendendo atto che le forme di uccisione non sono state soltanto quelle del nazismo, sono state tante altre, come avete detto voi. Hanno messo un poco in confronto il nazismo con le forme totalitarie comuniste, che ne hanno fatte molte di più, ma questa non è una gara a chi ne ha fatte di più, ne basta una per aver tutti torto, non stiamo a guardare 10 milioni, una è già troppo. E quindi questa risveglio, tra l'altro la risoluzione ONU non è una sola, ce n'erano 4 risoluzioni ONU proposte dal centro-sinistra, centrodestra, dai sovranisti e dai liberali. È la parte finale della risoluzione che viene presa in questione e discussa del Parlamento europeo. Perché dà fastidio forse a qualcuno che i simboli di sinistra e comunisti vengano affiancati a quelli del nazismo, ma non è chi è stato cattivo dalla distinzione o chi è stato buono, sempre tra virgolette. Non c'è nessuna distinzione, è una presa di coscienza per la quale non deve esserci più in futuro nessuna azione di questo genere, che sia nazismo, che sia il comunismo, che sia qualche altro ordine totalitario. Quello che invece a me sorprende è che qualcuno si infastidisca del fatto che venga affiancata, non neanche associata, affiancata la parola comunismo a quella del nazismo, ma non Hitler, Lenin, soltanto per il motivo che hanno fatto milioni e milioni di morti. Allora partiamo da questi 2 esempi super negativi per capire che qualcosa si può imparare, no? Ai nostri figli. Io insegno anche, ma voi pensate che alle superiori sappiano queste cose? No. Se gli presentate queste tabelle con 100 milioni di morti, 750.000, che sembra quasi un'elemosina in confronto, ma pensate che si scandalizzino? No, perché, tornando al discorso della religione prima, perché c'è una forma di trascinamento delle coscienze che oggi è più mediatica che individuale, c'è più un coinvolgimento dal punto di vista dei mass media, per i giovani mass media vuol dire social network, piuttosto che poterli avvicinare nella parrocchia e condividere dei momenti anche di gioia. Ora concludo, io ricordo quando feci la comunione, io abitavo a Ostia Lido, in provincia di Roma, mi ricordo, e per ricordarmi il nome della chiesa dove ho fatto la comunione vuol dire qualcosa, mi ha colpito, insomma la chiesa si chiamava Santa Monica, no? Però c'erano già il coinvolgimento, il cinema, la parrocchia,
50-100 bambini a vedere un cartone animato, però è un momento di coinvolgimento. Poi si parlava anche di altro alla fine, quindi siamo passati da un coinvolgimento umano a un coinvolgimento mediatico, non interpersonale, che purtroppo allontana dai problemi della società e allontana anche dalla storia che ci coinvolge. Tradotto, oggi è più il bene economico che ha un certo tipo di valore rispetto alla storia che ci circonda. Questo a me fa in parte un pochino paura, perché vorrei buttarlo proprio terra a terra, perché purtroppo per 10 euro qualcuno si vende. Non vorrei che fosse una guerra economica nei confronti dei giovani, acquistando indirettamente i loro interessi per poi poter governare, non più uccidendo ma acquistando. Quindi la guerra cambia volto. È una guerra di carte, di banconote e monete. Ma forse prima feci l'accostamento baionetta, una volta c'era un certo tipo di coinvolgimento, anche di ignoranza, perché per poter partire per fare determinate cose c'era ignoranza e fame. Oggi la fame viene assorbita da alcune manciate di banconote e monete. Ma forse c'era anche prima una guerra di moneta, anche se poi veniva sì, ma ad alti livelli. Sì. Gli alti livelli di oggi non acquistano il consenso direttamente dal cittadino, acquistano i paesi, che è diverso. Il paese è il secondo vettore di acquisto, un po' il corriere che acquista il consenso tramite, sfruttando la legge dell'economia aziendale, che è quella del soddisfacimento dei bisogni tramite beni e servizi, solo che beni e servizi li decidono altri. E secondo lei, Guadagnini, questo patto Ribbentrop-Molotov è il punto di coesione o è una partenza, uno start-up per andare eventualmente a analizzare la storia e farne una sorta di esperienza anche per i nostri figli e nipoti, perché non commettano gli stessi errori? Allora, io, come ho detto prima, la inquadrerei prima proprio dal punto di vista ideologico, cioè quelle sono due negazioni dell'umanità, il comunismo sovietico e il nazismo tedesco. Lì c'è l'idea che la persona non vale niente, molto peggio di quello che stiamo vivendo oggi, perché poi non bisogna sempre generalizzare, perché c'è una bambina che si fa fotografare per farsi dare 10 euro, ce ne sono 99 che sono delle bravissime ragazze che non lo farebbero mai, però fa notizia questa. Però l'idea lì è proprio, cioè, che secondo me dovrebbe essere insegnata a scuola, è proprio l'idea del valore della persona, che non può mai essere considerato inferiore a qualsiasi tipo di istituzione, di soggetto collettivo, eccetera. L'aberrazione è proprio quella ideologica, secondo me, che poi ha portato a tutta una serie di conseguenze, perché dal punto di vista politico si è espressa in partiti che, utilizzando quel principio, si sono permessi, ritenendosi essi stessi al di sopra della persona e considerando la persona nulla, di poter intervenire sulla persona in qualsiasi modo. Quindi era sostanzialmente come, che ne so, scopare un tappeto dove c'era un po' di polvere, ogni grano di polvere era una persona, se bisognava toglierlo perché bisognava far pulito, si poteva fare. Cioè, l'idea da insegnare è che, e qui torna il grande ruolo che deve avere la Chiesa Cattolica, perché è lì che c'è questa idea fondamentale, il grande valore che ha la persona umana, che è intangibile, che non può essere toccato, che non può essere messo in discussione da niente e da nessuno. E quando qualcuno comincia a dire che invece non è vero questo, bisogna alzare subito le antenne e difenderci. Venendo al patto Ribbentrop-Molotov, secondo me semplicemente Hitler aveva bisogno, perché siccome doveva aprire il fronte occidentale e quindi conquistare quella parte dell'Europa, doveva tenere un po' tranquillo Stalin per un po' di tempo. Aveva già in mente, come in effetti ha fatto, di invaderlo un po' dopo, e quindi in effetti colpevole l'Europa, che fino a quando non è arrivato Churchill gli ha lasciato fare tutto quello che voleva, e Churchill denunciava queste cose perché per fortuna c'è stato, perché ci ha salvato, ma Hitler voleva tenere tranquillo Stalin per un certo periodo,
chiusa l'operazione in Europa occidentale, aveva idea di aprire quella orientale e poi chiudere il problema e dominare su tutto il continente. L'operazione non gli è riuscita perché è fallita l'invasione della Russia, ma secondo me la sua idea è esattamente questa, cioè trattava tutti a suo piacimento, perché nel delirio d'onnipotenza che ha avuto in quel periodo, l'operazione era semplicissima ed era esattamente questa, cioè prima sistemo questi e poi sistemo quello. In effetti poi, una volta che ha sistemato i primi, ha invaso il secondo, senza tenere minimamente conto del fatto che i due ministri degli esteri avevano sottoscritto un patto che secondo lui, cioè, in quegli anni sottoscriveva e prometteva tutto a tutti, poi il giorno dopo faceva esattamente quello che voleva senza tener conto di quello che aveva detto il giorno prima, ma per lui era normale fare così. Però c'è un rapporto socio-economico tra Germania e Unione Sovietica, perché in quel periodo lì l'Unione Sovietica e la Germania a sua volta c'era uno scambio di milioni di tonnellate di materie prime e di semilavorati che andavano da una parte all'altra, quindi c'era una coesione e si ha contezza. Non è stato soltanto un patto, prendiamo tempo, come in effetti era, prendiamo tempo, poi ci scanneremo più avanti. C'è stato veramente uno scambio notevole, tant'è che e anche con l'Italia, Unione Sovietica e Mussolini hanno un rapporto pacifico dopo l'accordo, perché addirittura viene rimproverato che l'Unione Sovietica, c'era Gramsci in galera, poveretto, che stava morendo, dice però i compagni niente hanno fatto per questo disgraziato che rappresentava il comunismo in Italia, e niente avrebbe cambiato se l'avessero liberato un anno prima, perché poi è morto, poveretto. Ma ecco, questa era la situazione della politica europea. E d'altro canto vediamo che la spartizione della Polonia, che determina la dichiarazione di guerra dei francesi e degli inglesi nei confronti della Germania, non viene nei confronti dell'Unione Sovietica. Come mai? Uno invade il 3, l'altro invade il 17 dello stesso mese, ma nessuno se ne accorge? E come mai? Allora, questo che io mi domando. Contemporaneamente però dobbiamo tenere presente quello che succedeva in America. Abbiamo un presidente americano che viene, mi sembra, votato per 12, 14 anni. 4 mandati ha fatto. Il quarto non l'ha finito perché è morto. È morto prima, poveretto. Quindi ha fatto 4 mandati, ma lui aveva fatto una legge che si chiamava il lease, cioè ti presto e poi faremo i conti alla fine o mi restituisci, e l'ha fatto nei confronti dei paesi chiaramente che erano allineati contro la Germania e in particolare l'Unione Sovietica. Manda attraverso il circolo polare artico, cioè la rotta nord delle navi, milioni di tonnellate ogni mese all'Unione Sovietica. Teniamo presente un altro piccolo particolare, che Stalin era antisindacale, nel senso che per portare l'Unione Sovietica alla produzione industriale, che non c'era, perché ha fatto fuori i kulaki, però alla fine bisognava fare, la guerra si fa con i fucili, con i cannoni, con i carri armati, va bene? E in quel momento deve usare il materiale dell'America. Allora, se noi vediamo questo aspetto, da una parte non vediamo l'invasione della Polonia, non ce ne accorgiamo. Ancora adesso ai nostri figli, ai nostri studenti, spieghiamo che siccome ha invaso la Polonia, anzi ha fatto finta di essere aggredito, quindi è lui che attacca, eccetera, tutta una storia di questo genere, benissimo, questo è stato, ma come mai nessuno si è accorto dell'invasione della Polonia da parte dell'Unione Sovietica esattamente sulla linea di demarcazione che era stata stabilita nel patto Ribbentrop-Molotov? Allora, cosa stava succedendo? Beh, qualche anno prima la Germania nazista ha fatto l'accordo con la Polonia di non belligeranza, no?
34. Sì, ma diciamo che era un gioco, No, io vedo così. Cioè, io vorrei far notare che c'è un trattamento diverso di fronte allo stesso fatto da parte nei confronti dell'Unione Sovietica. Molotov aveva offerto l'aiuto sovietico contro la Germania, prima dell'aggressione, o quando si stava cominciando ad aggredire la Polonia. Comunque è vero che gli Stati Uniti... rifiutato dalla Polonia. Cioè, il problema è che il 39, il patto Molotov, viene dopo tanti altri fatti che sono avvenuti in quegli anni, e credo che si possa anche leggere come un tentativo della diplomazia sovietica, dell'Unione Sovietica, di prendere tempo e di mettere in moto quella industrializzazione, quindi l'adeguamento della macchina bellica che dovevano costruire, perché sapevano che sarebbero arrivati i nazisti. E quindi c'è l'adozione, che io prima non ho terminato, della catena di montaggio, perché è l'unica maniera per produrre in fretta e velocemente, e quindi cannoni, Ford cede i diritti di usare. Il patto lì scellerato per i parlamentari europei era un patto di difesa, secondo me, cioè nel senso che loro hanno detto: io firmo sto patto e prendo un po' di fiato, perché tanto arriveranno da me, così come è avvenuto, perché prima avevano fatto con la Polonia la stessa cosa e 4 anni dopo sono entrati in Polonia, dopodiché dovevano arrivare in Russia, no? Ok, così è successo, e che poi era scontato che avvenisse questo, perché per questo c'è proprio un vulnus in questa risoluzione votata, perché ci sono tante cose condivisibili, tante cose buttate, e dopo c'è questa cosa che si vuole, perché non si scrive bene in maniera chiara che la seconda guerra mondiale inizia, cioè diciamo così, la seconda guerra mondiale, il conflitto più devastante della storia d'Europa, non si dimenticano della prima, è iniziato come conseguenza immediata del famigerato patto, cioè quel patto lì, secondo i parlamentari europei, ha determinato il secondo conflitto mondiale. No. A me sembra una scemenza totale, adesso onestamente. Sì, dopo possiamo discutere del comunismo, beh, e all'amico Antonio regalerò il manifesto del Partito Comunista di Marx e Engels, così il comunismo lì lo vede diverso da quello di Stalin e degli altri. Ma io sto parlando di Stalin. Quindi, no, tu usi il comunismo, cioè come io usassi il cristianesimo. Ma è Stalin che lo usava, è Stalin che usa stessa roba. Cioè. No, Stalin, e uno può, il comunismo è una cosa, i regimi totalitari comunisti di quella cosa è un'altra roba ancora. E comunque Marx era nato hegeliano, e quindi è proprio in filotto perfetto con questa ideologia. Sì, vabbè, ma non è che professava la morte e lo sterminio della gente. E tu fai discendere da questo. Però voglio dire, quel fatto lì, cioè questa cosa, ma perché lo si scrive così? Ci sarà un motivo? O è uno svarione storico? Non credo che sia uno svarione. No, perché da c'è lì una poi guerra discendono fredda da difendere, e c'è soprattutto un fatto che a Yalta non c'è la spartizione dell'Europa. A Yalta Roosevelt, che non ha invitato Churchill, e Churchill ci va comunque, c'è un accordo segreto tra Stalin e Roosevelt sull'attacco del Giappone, perché l'Unione Sovietica non era in guerra col Giappone, appunto. E quindi lui ha bisogno che dalla parte nord c'è l'invasione di 5.000 carri armati e tutto l'esercito, il potenziale bellico dell'Unione Sovietica, perché si trova di fronte a un paese che non è facile da conquistare. Poi si aiuterà con 2 bombe atomiche e l'imperatore dovrà scegliere se stare con i sovietici o stare con gli americani, e quindi la scelta mi pare che sia stata abbastanza intuitiva qual era la possibilità di fare. Però diciamo che era indispensabile. Purtroppo, obtorto collo, tappandosi il naso, era necessario che l'Unione Sovietica, perché l'Inghilterra non è andata sul Pacifico a fare la guerra ai giapponesi, tutti gli altri alleati non andavano perché non ce la facevano economicamente e non avevano nemmeno le armi per farlo. Quindi c'è una strategia, prima una strategia, secondo il mio punto di vista, di mettere l'Unione Sovietica contro la Germania, e avviene proprio nel non riconoscimento della Polonia da parte dei sovietici. Stanno fuori, dice aspetta che non succeda qualcosa perché dobbiamo tirarli dalla nostra parte, e aspettano appunto l'attacco. Sì, secondo me però allora
tra Churchill e Roosevelt l'opinione sull'Unione Sovietica era radicalmente diversa e hanno sempre litigato per sta roba, perché secondo me Churchill ha ragione, aveva capito che Stalin era più pericoloso di Hitler, e se non fosse morto sarebbero stati guai enormi dopo. Per fortuna è morto. E secondo Churchill bisognava eliminare Stalin anche appena dopo aver eliminato Hitler, che era un problema più urgente. L'operazione successiva doveva essere quella di eliminare anche Stalin. Reputava che Roosevelt fosse vecchio e ormai non in pieno possesso delle proprie facoltà mentali, e quindi avesse sottovalutato il problema russo. Se poi gli americani avevano dubbi sul fatto di poter vincere con il Giappone con la neutralità della Russia oppure senza, adesso io questo non lo so. Resta il fatto che secondo me io avrei onestamente scelto la linea di Churchill e avrei risolto il problema, almeno aver provato a risolvere il problema di Stalin, perché subito dopo quello di Hitler secondo me aveva ragione lui. Dopo è andata come è andata, però ci è costata 50 anni di guerra fredda e di un sacco di morti e di un sacco di problemi che secondo me avrebbero dovuto essere risolti alla radice subito, perché per me Stalin era, voglio dire, psicopatico, io non so neanche come facciano a nascere persone di questo tipo, però c'era e aveva ragione Churchill, bisognava toglierlo di circolazione il prima possibile, per me. Ma questa è una cosa. Torniamo un attimo alla seconda guerra mondiale, perché non è che si fa una risoluzione sulla seconda guerra mondiale, di fatto poi ci infascisce di bisogna essere contro il razzismo, la xenofobia, la giornata, perché c'è tutto. Sono i difetti dei dittatori. No, qui nella risoluzione si mettono tutto, cioè nel senso che poi sono 20 su 6 pagine, magari 4 le vanno bene perché sono. Ma il punto su cui poi tutti discutiamo adesso è questa questione nazismo uguale comunismo, i regimi comunisti eccetera, però è attorno alla seconda guerra mondiale che nasce questa cosa, ok? Dopo si condanna il totalitarismo, ma si possono separare queste cose. Sulla seconda guerra mondiale, Giappone, non Giappone, eccetera, Yalta e quant'altro, ma il contributo che ha dato l'Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale per liberare l'Europa, che certo si voleva far fuori Hitler, ma non è che, vuol dire, se non c'erano i russi che davano una mano, col piffero che Hitler finiva in quella maniera, e col piffero che il nazismo finiva in quella maniera, e col piffero che i campi di sterminio si liberavano in quei tempi. Cioè, voglio dire, si può descrivere questa cosa in cui si fa il cuore della cosa, è la seconda guerra mondiale, eccetera, farcito per tutto il resto, non dire questa cosa? No, è un aspetto deleterio, è una roba da vergognarsi, cioè vuol dire, è vergognoso che si possa discutere di quel fatto della seconda guerra mondiale e non dire esattamente il contributo che hanno dato i russi, tu li chiami comunisti, ma insomma i russi dall'Unione Sovietica, che ha dato questa roba qua. Il contributo è venuto uno che era peggio del male, capito? Scusate, qui stiamo confondendo un po' le cose, stiamo andando fuori tema. Un attimo. Qui stiamo andando dai milioni di morti a chi è stato buono, qui non è stato buono nessuno. I morti vanno condannati. Allora non è stato un santo. Ora, il fatto che nessuno vuole certificare chi ha sempre condannato. Sì, vabbè, ma è l'uno che è stato messo. Allora, il patto del 23 agosto del 39, che poi chiamiamolo pure patto Hitler-Stalin, così è ancora più semplice, ecco. Non è che Stalin fosse un santo, perché Stalin aveva accettato questo patto perché aveva bisogno di un decennio per riarmarsi. Appunto, il suo interesse. Per riarmarsi, solo lui sapeva cosa ci voleva fare, per riarmarsi. All'epoca avevano quello che veniva considerato il petrolio in Russia, che era il grano. E con il grano che tenevano in mano praticamente 3/4 dell'Europa di oggi, intesa come stati dell'Europa. E non solo. E ora, nella risoluzione del 2018, è sempre quella europea, il nazismo è stato citato 14 volte, il comunismo 2 volte, quindi non è che c'è un accanimento per forza contro solo i crimini, qui c'è un affiancamento di 2 tipi di crimini umanitari che sono accaduti. Quindi non sono state a distinguere tra olocausto, gulag, deportazione sovietiche nei paesi baltici. Qui c'è, come ho detto prima, un risveglio delle coscienze morali affinché è stato bravo, per me sono stati tutti cattivi, ho detto bastava un morto, affinché le coscienze servano da lezione per
il futuro per i nostri figli. Questo è Poi è questo, io penso che giusto, nessuno non è- possa, tant'è vero che pure Pisapia ha votato a favore, che è PD, poi non so più se è PD o meno, comunque No, solo diciamo due non hanno votato, orientamento di adesso hanno votato sinistra, tutti, Pisapia non insomma, possiamo dire che sia tre. di centrodestra o meno. No. Allora ci sono circostanze in cui è onorevole, parlo in generale in astratto ovviamente, riconoscere che certi crimini non vanno fatti. Non deve esserci una parte o l'altra, non vanno fatti. Ok. Poi non andiamo a cercare il capello, sì, però lui è stato più bravo. Sono Nessuno ha detto stati questo. due delinquenti. Ma nessuno ha detto Solo, no, ho detto in Ah, astratto, non sto ok. dicendo lei, No, non mi permetto, Ma neanche, se no la interrompevo ma prima. neanche, Allora, certo, ma neanche chi, però- ma neanche chi condanna questa però risoluzione capisce dice bene- è più però bravo capisce Stalin bene- di ma Israele. no, vanno non ho visto condannati, nessuna vanno cosa su condannati questo. punto, perché qui si cerca il pelone nell'uovo, tanto più che c'è stata una Norimberga da una parte ma non c'è stato nient'altro da un'altra. Allora, è un modo anche di dire mettiamo un punto a capo, cerchiamo ognuno con i suoi pensieri politici differenti, però tutti quanti insieme riconosciamo che c'è stata una parte marcia della storia. Questo è il senso della risoluzione dove vuole arrivare, possiamo calare- non accusare di più uno, questo è il senso, ripeto, il risveglio della coscienza morale dei popoli Ma di quei d'Europa. regimi, di quei Poi- quella cosa, giusto? di quelli, poi abbiamo non si visto può la poi scaletta, la produrre classifica, le cose che dice però Guarini, diciamo che in certo. Europa quello che o perlomeno L'ideologia comunista. ha coinvolto più da vicino tutti quanti è stato il nazismo e certo tipo di comunismo. Ecco, poi andare a distinguere il più bravo, io per fortuna sono nato dopo, vi dico, ecco, perché a cercare il più bravo all'epoca non so quale sia stato. Allora, partiamo da questo concetto tutti insieme, condanniamo tutti i genocidi, gli omicidi di massa, li abbiamo di popoli, visti, no? e si parte da lì senza stare a cercare chi ha fatto di più, altrimenti Certo, vabbè, torniamo ai questo discorsi ci sta. del 30 anni fa, tutti hanno ragione e tutti perdono. Forse possiamo vedere l'aspetto psicologico della questione, cioè come le ideologie spesso riescono a far vedere le cose in maniera distorta. E l'abbiamo vissuto anche noi nel dopoguerra, nella guerra fredda, ma abbiamo capito anche da dove venivano queste ideologie. E allora l'ideologia è un punto di riferimento, e vorrei parlare con i giovani se sono se ci vedono. L'ideologia è un bene o un male? La fede, presa di per sé stessa, non calata nella realtà, al grido Dio lo vult, non so se ricordate, prima crociata, quella di Goffredo di Puglione, Pietro l'eremita si era tirato dietro circa 150.000, cosiddetta la crociata dei pezzenti, cioè gente che non sapeva neanche cosa mangiare, eccetera. Dove passava? Lasciava il vuoto, anche non solo nella crociata, ma per arrivare fino a Costantinopoli l'imperatore di Bisanzio mandò avanti l'esercito per accoglierli, sfamarli e spostarli dall'altra parte del Bosforo. Ma forse l'uso eccessivo della fede così proclamata e l'uso eccessivo della ideologia non porta a queste derive sostanziali ed crea pieni poteri a qualcuno che poi di questi poteri non sa cosa farsene o sa usarli solo Ma Ah, il ecco. male. vuoto di ideologia e l'assenza di ideologia è meno pericolosa? Certo. Ho miei seri dubbi. Cioè, poi bisogna capire qual è se l'ideologia noi- e cosa se si noi intende per smettiamo- ideologia. Perché ideologia non è mica una parola, non è brutta in sé ideologia. Io credo che il mondo di oggi abbia dei seri problemi, come vediamo in questi, Sì, in ma non questi posso anni, proprio per metterla- l'assenza di ideologia. non posso metterla Ideologia come una intendo forma cosa- di o assenza di valori. di una forma di ideologia, verità. Traduciamo ideologia con valori, appunto. valori che poi vanno accontentati da tanti L'ideologia è punti un di insieme vista. di valori che configurano un pensiero. No, perché una volta l'ideologia poteva essere un canale in cui uno si imbucava, sul quale poi, un po' per ignoranza, un po' per povertà, alcune Poi ci sono persone le più... fedi, la fede è un'altra roba. No, quella è un'altra, qui non parlo di religione, Appunto. in cui magari No, persone fede più anche laiche sveglie, ci più sono. economicamente potenti potevano lavorare sulle menti per incanalare l'ideologia verso gli obiettivi di terzi. Però così di più, si torna sempre al contesto storico, meno persone avevano studiato, c'erano meno mezzi di comunicazione. Oggi io parlerei più di valori in senso generico, ci sono anche valori distorti, solo che certi valori oggi probabilmente proprio perché si ha paura che Ma se ne anche le prenda ideologie coscienza, danno valori.
e spesso quei valori non sono corretti. No, infatti ho detto che possono essere valori anche distorti, bisogna vedere come vengono convogliati questi valori. L'importante è che poi l'ideologia consenta la libertà di giudizio, nel senso che non deve essere totalitaria, non deve essere dittatoriale, dipende, cioè, l'ideologia liberale è una ideologia secondo me sana, che ha dei principi giusti che vanno utilizzati. Fammi un esempio di ideologia liberale. La possibilità dell'individuo di comportarsi, di non avere... Restiamo sul generico. Se io a un giovane spiego e gli do tutta un'ideologia di un certo tipo, ha gli anticorpi per riuscire ad essere critico e capire qual è la strada giusta, e allora qui a questo punto sposto il problema sulla scuola, sull'insegnamento. Prima bisogna dargli anticorpi e poi eventualmente insegnargli le ideologie, perché abbia capacità di giudizio. Di discernere. Certo. È la base. Cioè, se uno non ha coscienza della situazione, quindi si è formato, eccetera, non potrà mai aderire a nessuna ideologia coscientemente, perché l'ideologia significa un insieme di concetti, valori, eccetera, che poi può essere l'ideologia che si tramuta in un partito, in una cosa, eccetera, no? In un movimento, ma l'ideologia è un insieme di valori, frutto di un insieme di idee, di valori, eccetera. Chi non ha coscienza di sé, non ha la formazione non aderisce a un'ideologia, aderisce empaticamente a un qualcosa, può essere fascista, comunista, di destra, non importa, sportivo. Secondo me non conoscono neanche queste differenze oggi come oggi. No, appunto, ma e prima della scuola è colpa anche della famiglia, non è che non ci sono giovani che partecipano ai movimenti violenti, ma non in nome di un'ideologia, in nome di un branco che sono dei branchi sciolti. Un'interpretazione dell'ideologia, ma noi è più semplice leggere il Vangelo e non sentire tutta la teologia che hanno montato sopra, che spesso si contraddice. La vita di una persona è molto più significativa che poi tutto quello che andiamo a costruirci sopra. Sì, ma certo. L'ha fatto capire che leggere il Vangelo, anche a scuola, tanto religione vuol dire religione delle religioni a scuola oggi, non è soltanto... Leggere il Vangelo è un momento di riflessione. Certo. Purtroppo a volte bisogna vedere anche il docente quanto è coinvolto nel voler insegnare. Il docente è un ex allievo, sì, che ha avuto un'ideologia. Non è che nasce così. E quindi è come diceva Napoleone, chi insegna a chi? Chi controlla il controllore, nel senso però diciamo la fonte, il ceppo è la famiglia. E poi dopo sta anche la coscienza della scuola, dei docenti. Guardi, io, come ho detto prima, insegno anche, no? E ieri, senza fare i nomi delle scuole, è arrivato il nuovo docente di religione, perché ogni anno viene nominato dalla curia e così via. Parlo della seconda superiore, quindi avranno 15 anni e mezzo. E erano scandalizzate perché ho detto: ma è arrivato il nuovo insegnante di religione, ma ha detto che ci fa un compito con le crocette su 10 pagine del Vangelo. Cioè, è una cosa, vuol dire, fino ad oggi non l'abbiamo mai fatto. Sì, quindi per dire, vanno riscoperti certi valori, vanno fatti riscoprire in modo genuino, in modo libero, come diceva il Signore, libero anche di essere interpretato secondo coscienza, parlarne con le famiglie, in modo critico, in modo critico, tanto plurale. La scuola dovrebbe fornire però prima della scuola, giudizio. Però prima della scuola c'è bisogno di una forma di preparazione anche da parte della famiglia, che faccia capire che si va a fare a scuola qualcosa, in alcune materie, qualcosa di costruttivo. Invece, per la mia esperienza, il tema si va ampliando ulteriormente. Tutti i ragazzi, no? C'è chi fa la manifestazione per l'ambiente e chi lo fa per altro, però ecco, io li vedo un pochino trascurati, i giovani di oggi. Certo. Beh, noi abbiamo parlato questa sera di comunismo, di nazismo, abbiamo accennato ad altre responsabilità, non abbiamo parlato del genocidio, dello sterminio, ad esempio dei Pelle Rossa del Nord America. Allora, per chiudere questa parte, perché il tempo è scappato via e tra l'altro i temi si andavano ancora
allargando, vi proponiamo, per salutarci così, un brano di Fabrizio De André e lo facciamo sulle immagini del film Soldato Blu, che fa riferimento a un famoso episodio della guerra, diciamo, che c'era nei confronti dei Pelle Rossa, con appunto la strage di un villaggio, l'eliminazione di un villaggio. Ma perché la guerra dei Pelle Rosse? La guerra con i Pelle Rossa si erano ribellati, ecco, parliamo sempre. Perché erano brutti, sporchi, cattivi, si presentavano male, non si trovavano nel posto sbagliato. Nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Ovviamente. Gli americani avevano scoperto che lì era pieno di miniere d'oro e con quell'oro, peraltro il presidente americano hanno fatto l'epopea di western per giustificare il massacro dei Pelle Rosse. Sì, John Wayne ci ha dato un'impressione. Quindi forse nella prossima risoluzione la base aurea fu fatta con l'acquisizione di quelle miniere d'oro e portata poi, quindi il dollaro prese quota. Sì. Certo, vabbè, allora intanto ringrazio gli ospiti che sono stati con noi, Pietrangelo Pettenò, grazie ad Antonio Guadagnini, grazie a Claudio Gori, ai nostri telespettatori. Dopo questo brevissimo brano, solo un pezzetto della canzone di De André, Sand Creek, torniamo con la nostra rubrica del Memento. Questa sera torniamo ad occuparci della questione della sanità, una sanità veneta che sta andando sempre più verso una situazione, diciamo, verso una privatizzazione. Parliamo tra poco. Intanto vi lascio a questo brano e alle immagini del film Soldato Blu.